siamo, come dicevi, nella futura sala consiliare, che è la sala più grande di tutto questo complesso. Si sono conclusi i lavori di consolidamento statico, come potrete vedere, quindi le fondazioni piuttosto che i muri, i solai, il tetto, le coperture e tutto, che era il primo stralcio dei lavori, si è concluso anche il secondo stralcio, tranne dei piccoli aggiustamenti che ancora sono in essere, quindi la sistemazione delle facciate, degli scuri esterni, di quell'aspetto che adesso ridà al centro di Pieve di Soligo la presenza di un edificio con la sua eleganza, ma anche con le sue particolarità, con le doppie facciate con due colori diversi. È stato approvato il progetto esecutivo, cioè quello che va a completamento e la messa in funzione dell'edificio a uso appunto come municipio, come sportelli, e presto, entro l'anno, saremo in bando. È un'opera, questo ultimo stralcio, di un valore economico di 1.950.000, con piena copertura da parte dell'amministrazione, e ci auguriamo che per il settembre-ottobre si possa festeggiare e inaugurare questa opera. Dato l'impegno con cui tutta l'amministrazione ha seguito la mostra in tutte le fasi, mi sento quasi in obbligo, ma è prima di tutto un piacere quello di lasciare un segno duraturo alla città di Pieve di Soligo. E in questo spazio penso che troverà posto un'opera di grandi dimensioni che resti proprio nella memoria e nel cuore.